ringraziarvi, Presidente. Avevo già felicitato sul rapporto e dunque o sveglio 3 abbiamo in cui il nostro gruppo proposto dunque questo emendamento che ci si barria che da fare erano mica spiegate abbastanza, ci barria di primura maio che l'usiava un referenziale d'azione da realizzare di maniera a ottenere su labello bulariu quantunque riumba ciò che la dice a nostra collega Christelle Combet mi si pare che da aiuti per le imprese ce n'è parecchi e sfarante e che lo sia un aiuto in più per quelli che si impegnano in della lingua corsa, penso che è normale. E un caccia mica, non è mica perché ci sarebbe questo aiuto qui per la lingua che ce ne sarebbe meno per altri affari da aiutare allo sviluppo economico e da aiutare le imprese a svilupparsi. Dunque, quando noi abbiamo arrivato dunque a sul rapporto che noi abbiamo mandato all'epoca, qui bilando dunque su tavolone che è proposto, in cui un livello 1, un livello 2 e un livello 3, in cui referenze d'azione da voler ottenere dunque su questa labellizzazione di impresa bislingua, ci si pare di no che lo giuraria a conciare due o tre affari, perché un livello 1 non ci pare più necessario di tenere il posto che abbiamo da cambiare l'ordine di azione e priorità di azione. Abbiamo in un nostro emendamento domandato a che l'azione obbligatoria, la dia 1, 2 e 3, siano l'azione 14, l'azione 16 e l'azione 18, perché ci si pare che prima il diagnostico di primura maio, dopo la formazione per la lingua di primura maio di no e di sicuro l'impiego. Dunque abbiamo proposto che le tre azioni obbligatorie siano seguite e così in Deudalone non c'è più che due livelli, un livello 1, un livello 2 e un livello 2. Dunque 10% d'aiuti il quadro di misura sveglio 3 se lo c'è magari che a collega Tomasi ad approvare un emendamento che mi scomode manca appena. Noi abbiamo letto che 5 azioni in queste 3 qui obbligatorie polariano permette di avere 10% d'aiuto in un quadro di misura di sveglio 3 e per avere un livello 2 vale di 15% d'aiuti in un quadro di misura di sveglio 3 ci varia, dunque e 8 prime azioni più sino di Genova, tutte quelle che sono all'istinate qui. E ciò che vuole un radio sta e che in suo rapporto qui è come un esempio. E visto la polemica che c'è stato nel rapporto di aggiudicato all'edizia, penso che polariamo tenere conto di questo affare. Vale a dire che polariamo propone avanzate di carriera, un sistema di punti con la nostra aggiudicato di l'edizia per incoraggiare e aiutare dunque quelli che si impegnano in della lingua corsa, come è stato fatto dunque per la DEC in questo rapporto qui. A ringraziarvi. Dunque, propongo questi due emendamenti, ma
Antomasi ni deve proporre anche la 1, soprattutto all'emendamento 1.